Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Cuffaro e Comitato Occulto d'Affari. L'inchiesta svela un sistema di interessi trasversali dalla sanità agli appalti pubblici fino al ponte sullo Stretto. Lascia l'incarico l'avvocato dell'ex governatore. Vertice di maggioranza senza il Presidente mentre l'opposizione tenta lo sgambetto per il segretario del PD Barbagallo. Schifani si deve dimettere, attorno a lui una cappa fortissima, intanto perde altri pezzi la Commissione regionale antimafia. Quindicenne costretta dal fidanzato a subire atti sessuali, maltrattamenti e anche a rubare a casa dei suoi. L'uomo, un 21enne di Scicli nel Ragusano, è stato arrestato. L'omicidio del sedicenne ucciso per errore a Capizzi nel pomeriggio ai funerali, confermato il fermo per il giovane che ha sparato per il padre e per il fratello. Torna in chiesa il parroco accoltellato a Gela, la zia dell'aggressore chiede perdono. Non è un mostro, le persone con problemi psichici dovrebbero essere seguite. Sciopero nazionale dei farmacisti, chiedono uno stipendio adeguato al costo della vita e rispetto per la loro professione. A 81 anni torna tra i banchi dell'università. Un medico in pensione di Ragusa si iscrive a scienze motorie. Non sono stanco di studiare, ci racconta. Calcio, il Catania domenica trova l'Altamura al Massimino. Jimenez torna a parlare sui social, mentre il suo procuratore tratta con il Catania il possibile rinnovo. E apriamo ancora con l'inchiesta per corruzione che vede tra gli indagati l'ex presidente della regione Cuffaro e che svela un sistema di interessi trasversali dalla sanità agli appalti pubblici fino al ponte sullo Stretto. Nelle carte tutte le trame. Sentiamo Luca Ciliberti. Le cimici sono piazzate ovunque, a casa, in auto, al telefono e poi ci sono anche i pedinamenti. Cuffaro raccontava a Pace, il suo capogruppo all'Ars, che durante l'incontro con una delle sue talpe a Roma, questi lo aveva ammonito di stare accorto. Tu parli assai al telefono, gli diceva. Oggi tutte quelle telefonate, quegli incontri, quelle manovre per piazzare gli amici ai sodali nei posti di vertice della regione siciliana hanno un senso e delineano il sistema Cuffaro. Nelle 246 pagine dell'inchiesta della Procura di Palermo emergono alcuni filoni di interesse sui quali la politica dell'ex governatore aveva messo le proprie mani. Secondo l'accusa, Cuffaro avrebbe esercitato un'influenza determinante sulle nomine dei vertici dell'ASP. Le intercettazioni agli atti parlano chiaro. Noi abbiamo Enna, Palermo e Siracusa, frase che per i magistrati rivela la volontà di gestire strategicamente un settore che muove miliardi di euro. L'ospedale Villa Sofia di Palermo era nelle mani di Cuffaro dalla nomina dei manager al concorso per la stabilizzazione degli ausiliari. Poi i consorzi di bonifica della Sicilia occidentale, dove Totò doveva piazzare, anche contro la volontà dell'assessore San Martino, al quale era pronto a scassargli la minchia su tutto, il suo fidato direttore che, come lui stesso ha raccontato, lo si legge nelle carte, è stato vicino alla famiglia e alla moglie durante la detenzione a Re Bibbia. Ma dietro le questioni di cuore ci sono anche gli interessi, un settore, quello delle bonifiche, che muove milioni di euro. E ancora gli appalti della protezione civile, e nelle carte spunta anche il nome del direttore Salvo Cocina, che non è indagato, da avvicinare per favorire gli amici. Infine le opere propedeutiche al ponte che avrebbero solleticato gli appetiti dell'ex presidente. Gli indagati, 20 in tutto, compariranno davanti al GIP di Palermo tra l'11 e il 14 novembre. L'avvocato Claudio Gallina, legale di Cuffaro, ha rinunciato al mandato per motivi di opportunità. Il legale veniva citato perché avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e la presunta talpa dei carabinieri. Quando Cuffaro aveva capito tramite i suoi canali che il cerchio attorno a lui si stava stringendo, ha detto a uno dei suoi: devo andare in Burundi per 10 giorni, ma quasi quasi ci resto 3 mesi. E dagli atti dell'indagine emerge anche che Totò Cuffaro avrebbe confidato al suo fidato collaboratore Vito Raso, anche lui finito sotto inchiesta, di avere intenzione di ricandidarsi alla presidenza della regione. La vicinanza di Raso all'ex governatore sarebbe ulteriormente provata dal fatto che appunto questi dimostrava di conoscere quasi in esclusiva, secondo gli inquirenti, le vere intenzioni di Cuffaro, interessato a ricandidarsi entro 3 anni appunto alla carica di presidente della regione. E vediamo invece le reazioni. Il segretario del PD Barbagallo chiede le dimissioni di Schifani, attorno a lui dice una cappa pesantissima, ma la maggioranza va avanti. Nel pomeriggio vertice senza il governatore. Maglio Viola.
La bufera politica scaturita dall'inchiesta della Procura di Palermo su presunti appalti truccati in Sicilia non ferma il vertice di maggioranza previsto per oggi. I partiti della coalizione di centrodestra però si incontrano non più a Palazzo d'Orleans, dove era stato convocato il vertice in prima analisi, ma nel primissimo pomeriggio nelle stanze del governo a Palazzo dei Normanni. Un vertice al quale non è presente stavolta il governatore Renato Schifani, che si trova a Bruxelles per illustrare il piano rifiuti della Sicilia alla commissaria europea per l'ambiente. Mentre la maggioranza prova a tornare a una sorta di normalità, l'opposizione tenta invece lo sgambetto. Attorno a Schifani c'è una cappa pesantissima di clientele che forza le procedure ordinarie dal punto di vista amministrativo e politico. Noi per questo chiediamo che Schifani si faccia da parte, faccia un passo indietro e liberi la Sicilia da questa condizione. Strategia per la quale mancano a PD, 5 Stelle e Controcorrente, comunque i conti li si faccia, almeno 13 voti su 36. Intanto le inchieste e anche gli arresti azzoppano la Commissione regionale antimafia, che perde altri componenti, mentre il presidente Cracolici chiede una svolta morale. Marco Gullà. Le inchieste, gli arresti e l'ultimo terremoto politico azzoppano la Commissione regionale antimafia. Partiti in 13, adesso restano in 9. L'ultimo a lasciare e a fare un passo indietro è stato Carmelo Pace della DC, su cui pende una richiesta di arresto nell'ambito dell'indagine su sanità e appalti. Prima avevano lasciato Castiglione, Gernuso, Geraci e Lavardera. Inchieste e arresti che offuscano il lavoro fatto dalla Commissione. Purtroppo temo che ce ne saranno altre in futuro. Tutto ciò ci obbliga a prendere atto che occorre una svolta in Sicilia, una svolta morale, una svolta che coinvolga anche gli elettori, ma che coinvolga anche gli esponenti politici, che devono essere da esempio e non piegati agli interessi di pochi e agli interessi clientelari. Cracolici lancia un messaggio anche all'attuale governo regionale. Ha bisogno però di un governo, e questo va detto con molta onestà, che oggi appare inadeguato a gestire la fase complessa e difficile che sta vivendo la nostra terra. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca. Una quindicenne costretta dal fidanzato a subire atti sessuali, maltrattamenti, anche a rubare a casa dei suoi. L'uomo, un 21enne, è stato arrestato. Desiree Ferlito. Maltrattamenti, violenza sessuale, vessazioni e minacce. A subirli una ragazzina di 15 anni a Scicli, nel Ragusano. Il carnefice, il suo ex fidanzato di 21 anni, che avrebbe approfittato della vulnerabilità emotiva dell'adolescente per sottoporla a torture di ogni genere. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della quindicenne, che si sarebbero accorti che qualcosa non andava. Dalle indagini è emerso che la ragazzina era stata costretta a subire le violenze dall'inizio della relazione sentimentale lo scorso maggio e che avrebbe taciuto per paura. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, consegnandoli al fidanzato, che approfittando della situazione avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia. Per questo motivo l'indagato è accusato, oltre che di violenza sessuale e maltrattamenti, anche di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per l'orco sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'omicidio di Giuseppe Didì oggi pomeriggio a Capizzi, in provincia di Messina, i funerali del sedicenne ucciso sabato sera. Francesco Triolo. Oggi pomeriggio alle 15 l'ultimo saluto a Giuseppe Di Dio. I funerali del sedicenne ucciso sabato scorso si celebreranno nel santuario di San Giacomo e Capizzi, il piccolo paese arroccato sui Nebrodi. Si fermerà una comunità ancora scossa per quanto avvenuto. Piangerà un suo figlio. Ieri a Catania, sulla salma di Peppe, come lo chiamano da queste parti, è stata eseguita l'autopsia. Giacomo Frasconà Filaro ieri, nel corso dell'udienza di convalida, ha ammesso le sue responsabilità con una dichiarazione spontanea rilasciata nel tentativo di scagionare il padre e il fratello. Non c'entrano niente, ha detto al GIP del Tribunale di Enna, Zeria Futura Maimone, e al sostituto Salvatore Interlandi.
hanno parlato. Invece il padre Antonio e il fratello Mario, anche loro in carcere da domenica, hanno ribadito la loro estraneità, chiarendo che sarebbero intervenuti in via Roma in auto per riportare a casa Giacomo dopo aver saputo del suo coinvolgimento in una lite avvenuta poco prima con la persona individuata quale reale obiettivo. Il GIP ha convalidato gli arresti e confermato per tutti la misura cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, che ha contestato la versione dei tre ritenuta in contrasto su quanto messo a verbale nella deposizione fatta ai carabinieri da Grazia Schillirò, moglie e madre degli indagati. A poche settimane dall'accoltellamento in sacrestia, il parroco della Chiesa del Carmine, Don Nunzio, è tornato a celebrare messa, ma prima ha incontrato e abbracciato la zia dell'aggressore. Sentiamo Gerry Italia. Nella chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà è tornato all'altare per la prima messa dopo l'aggressione subita a fine ottobre. Il sacerdote, dimesso da pochi giorni dall'ospedale Vittorio Emanuele, era stato vittima di un accoltellamento mentre si trovava in sacrestia. A colpirlo era stato Francesco Acia, 26 anni, affetto da gravi disturbi psichici. Il giovane è attualmente detenuto in una REMS. Ieri Don Nunzio è tornato sull'altare. Sicuramente celebrerò con lo spirito di lode e di ringraziamento, no? Dire grazie al Signore e alla Vergine Maria che mi hanno custodito. Veramente possiamo dire che ho ricevuto un miracolo. Prima della funzione si è svolto un incontro tra il sacerdote e la zia del ragazzo, Concetta Acia. La donna ha chiesto perdono a nome della famiglia. La zia ha ricordato come il nipote avesse sospeso la terapia negli ultimi mesi con un peggioramento evidente delle sue condizioni. Francesco dice però non è un mostro. Dietro Francesco ci sono cose e storie molto lunghe alla quale lui ha avuto anche dei traumi infantili e questa reazione non so neanche io come spiegarla. Però posso dire che mio nipote non è un mostro. Concetta ha rivolto un appello alle istituzioni per maggiori interventi di assistenza e monitoraggio delle situazioni psichiatriche fragili. Non solo per Francesco, perché Francesco si è visto che ha fatto questo gesto, però ce ne sono tanti altri come Francesco. Un aiuto proprio alle istituzioni per questi ragazzi. Durante la messa Don Nunzio ha confermato il suo perdono e ha sostenuto l'appello della famiglia, chiedendo più attenzione verso chi soffre di disturbi mentali. Arrestati a Palermo i 3 complici dell'omicidio di Giuseppe Incontrere, esponente di spicco del mandamento mafioso di Portanuovo, ucciso 3 anni fa a colpi di pistola mentre andava in bici. I 3, Vincenzo, Antonio e Salvatore Bellomonte, sono accusati di aver fornito supporto logistico all'assassino, reo confesso e già in carcere. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto e sequestrato un mercato ortofrutticolo totalmente abusivo in un'area di circa 1000 metri quadrati nel quartiere Zisa. Sequestrate oltre 6 tonnellate di frutta e verdura per un valore di quasi 10.000 euro. Trovati al lavoro 11 dipendenti, tutti privi di contratto. 2 percepivano anche l'assegno di inclusione e sono stati segnalati. Il titolare del mercato è stato denunciato e multato. I beni donati ad associazioni ed enti di beneficenza. Migliaia di farmacisti hanno incrociato oggi le braccia anche in Sicilia per lo sciopero nazionale. Adelaide Barbagallo ci spiega che cosa hanno chiesto. Dietro un bancone a dispensare consigli, servizi, vaccini, farmaci, telemedicina con uno stipendio medio di 1.600 euro per 40 ore la settimana, considerato inadeguato per il costo della vita e per la loro professione. Da Catania a Palermo è scattata anche in Sicilia l'agitazione dei farmacisti e delle farmacie private convenzionate con il servizio sanitario. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da anni e scaduto nel 2024. L'aumento del costo della vita negli ultimi 5 anni è stato spropositato e gli stipendi dei farmacisti sono sempre ridotti a quello che erano 5 anni fa. A Catania il concentramento in piazza San Domenico e corteo in via Androne per raggiungere la sede di Federfarma regionale. Nel catanese sono dislocate 300 farmacie con oltre 1000 farmacisti che ci lavorano. Titolari, mi rivolgo a voi, la farmacia vostra un giorno cesserà di esistere se continuiamo così. Siamo considerati una categoria commerciale, puramente un camice, una laurea, 5-6 anni di studi, non siamo arrivati ad ottenere quello che è la nostra professione, la qualifica della nostra professione. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, dopo la rottura delle trattative con la parte datoriale Federfarma. Questo è quello che vi offre Federfarma come aumento di stipendio, per voi è irrisorio? Sicuramente uno stipendio troppo basso
adesso per le nostre valutazioni, la nostra dignità, è da 15 anni che siamo fermi con 2 rinnovi che sono stati soltanto di circa 50 euro lordi. Per Federfarma l'aumento di 360 euro mensili è una richiesta irrealistica. 2 vecchi furgoni trasformati in scuolabus privati per trasportare i ragazzini da casa a scuola e viceversa senza alcuna garanzia di sicurezza e del tutto inadeguati. I sedili erano saldati artigianalmente, il portellone di emergenza era stato sigillato per recuperare altri posti a sedere, del tutto assenti le cinture di sicurezza, lo hanno appurato gli agenti della polizia durante un normale controllo in strada a Catania. I conducenti erano 2 pensionati ultra settantenni che si erano reinventati appunto come autisti. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie per raccontarvi anche la storia del signor Mario che a 81 anni si è iscritto all'università. In Sicilia cresce il numero dei giovani che non cercano lavoro e non studiano più. Da uno studio di Asso Esercenti però si prevedono 90.000 assunzioni. Giusy Lazzara. Il tanto agognato posto fisso appartiene ormai al passato e il lavoro stabile sembra una chimera, soprattutto in Sicilia, dove cresce il numero dei NEET, giovani che non studiano, non cercano lavoro e non seguono corsi di formazione. La percentuale sfiora il 40% ed è la misura di una crisi sociale con un giovane su 3 tra i 15 e i 34 anni che non trova impiego. E dire che il recente studio di Asso Esercenti Sicilia sui dati di Union Camere e Ministero del Lavoro sulla carta dice che le imprese siciliane prevedono 90.000 nuove assunzioni entro dicembre. Il turismo, il commercio e i servizi alla persona si confermano i principali motori dell'occupazione nel trimestre ottobre-dicembre 2025. Le maggiori criticità invece sono nel reperire personale nel settore tecnico, artigianale e nei servizi alla persona. Anche le tipologie dei contratti fanno segnare un più 73% di assunzioni a tempo determinato e un più 15% a tempo indeterminato. Il mercato del lavoro siciliano mostra segnali di risalita ma anche limiti strutturali, visto che il 40% delle figure richieste non si trova per l'assenza di competenze professionali di chi cerca lavoro. È necessario ridisegnare il sistema regionale della formazione professionale rapportandolo a quelle che sono i fabbisogni reali delle imprese. Adesso vi raccontiamo la storia del signor Mario, un medico in pensione di Modica che a 81 anni ha deciso di iscriversi all'università. In seconda fila, sguardo concentrato durante la lezione di anatomia umana. Tra studenti neodiplomati c'è lui, Mario Puccia, 81 anni, medico in pensione di Modica, tornato sui banchi universitari per studiare scienze motorie a Ragusa. Ha lavorato come meccanico e ha conseguito il diploma da geometra nel 1969, poi una laurea in medicina, specializzazione e master vari. Il lavoro, la pensione e lo scorso giugno il diploma all'Istituto Agrario. A settembre ha capito di non essere ancora stanco di studiare. Tanto per togliermi in giro, per non parlare della Juventus, per non parlare di politica. Tutti me l'hanno sconsigliato, ma cosa ci porta, ma cosa fa fare, ma non avere casembieccio. Ma sta scherzando, io non mi sento vecchio. L'università di oggi, tutta una sorpresa. Si parla di chimica ad alto livello, che ai miei tempi non si era fatta. Si parla di anatomia, ma fatta in una maniera così fatta bene, perché oggi si proiettano le slide, e sentire un po' che novità ci sono nella scienza medica è importantissimo. Continuare a imparare lo fa sentire vivo e in aula si fa notare. È uno stimolo per me in più per spromare reminiscenze passate in questo studente, diciamo, che veramente ci allieta le lezioni con domande di interesse anche di natura diagnostico, patologico. Un clima sereno quello tra Mario e i suoi compagni, che adesso si prepareranno alla prima sessione. Spero di trovarmi bene anche con i professori che avranno pietà di me quando farò gli esami. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva con il Catania che domenica incontra l'Altamura al Massimino. A tra poco.
Passiamo al calcio con il Catania che domenica trova l'Altamura al Massimino. Jimenez è un'alternativa in mediana, mentre in difesa Pieraccini sarà titolare. Sentiamo Marco Carli. I social spiegano e raccontano, come sempre, i momenti e anche gli stati d'animo. Jimenez lo fa attraverso il suo profilo Instagram, il gruppo del Catania, con alcuni giocatori nei giorni di riposo a Madrid per vedere il Real, ma anche magari il momento personale da raccontare, forse non il migliore in campo per quanto riguarda Jimenez, ma con l'intenzione che lo sia. Al giocatore, lo sappiamo, è stato proposto un prolungamento contrattuale fino al 2028. Le due parti, il procuratore e il club, si parlano, i tifosi sperano e non solo loro. Lunetta, fra gli altri, mette una reazione inequivocabile, una firma, la testimonianza di un gruppo sano che Toscano ha modellato e che adesso attende l'Altamura. Di Jimenez abbiamo già detto da lunedì, con l'infortunio di Aloy diventa un'alternativa in mediana, anche se le opzioni primarie al momento restano sempre di Tacchi e Quaini. Caturano, dopo varie settimane di lavoro in gruppo, vuole giocarsi una maglia con Forte. Pieraccini, dopo la maxi squalifica di Gherardi, giocherà nella difesa 3 con Di Gennaro e Celli. Stati d'animo contrapposti a Siracusa e Trapani, sentiamo Francesco Triolo. È il momento delle riflessioni in casa Siracusa, riflessioni a 360 gradi per il presidente Alessandro Ricci. La classifica è da allarme rosso, ultimo posto, ma soprattutto le 10 sconfitte in 12 gare di campionato pesano. Marco Turati viene dato in bilico, anche contro il Giuliano lo era. La partita contro il Latina però potrebbe essere quella decisiva per il futuro del tecnico. Occorre che la società però trovi un allenatore pronto e con gli stimoli giusti per prendere in mano questo Siracusa. Squadra e tecnico sono in silenzio stampa per volere proprio della società, che sta iniziando già a valutare il rafforzamento dell'organico nella finestra di mercato di gennaio, sperando di non essere in ritardo per i correttivi. È chiaro che domenica però contro il Latina diventa fondamentale, e non solo per il futuro di Marco Turati. Dopodomani invece scende in campo il Trapani. La vittoria di Crotone ha dato continuità a quella col Cerinione e adesso si punta al Tris col Picerno, giocandosi in anticipo di sabato alle 14:30. Il tecnico Totò Aronica ha dovuto cambiare il programma degli allenamenti di questa settimana. La condizione della squadra è considerata abbastanza buona. Aronica non potrà contare sicuramente su Benedetti, che deve scontare un altro turno di squalifica, e l'infortunato Nicoli, che sta completando il lavoro di riabilitazione e dovrebbe tornare a disposizione tra qualche settimana. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso il nostro speciale focus e l'informazione torna come sempre alle 19.